Bentornati a questo speciale che anche oggi affronteremo su una tematica che si trova in tutta la stampa internazionale, in tutte le televisioni internazionali, in tutte le cancellerie internazionali, i problemi dell'Afghanistan. Noi affrontiamo questo tema anche oggi con il professor Guglielmo Cevolin dell'Università degli Studi di Udine, studioso di diritto, è anche un esperto di problematiche geopolitiche, essendo lui anche responsabile di Limes per quanto riguarda il nord-est. Andiamo immediatamente ad una domanda. Professor Guglielmo Cevolin, il nostro intendimento è quello di approfondire alcuni temi, non di fare solo una comunicazione, perché questo ormai si trova un po' in tutta quanta la stampa, ma alcuni approfondimenti credo siano opportuni. Cominciamo con questa prima domanda. La sconfitta dell'Occidente, secondo lei, è da ricercare nella possibilità o impossibilità di trapiantare la democrazia in un paese di cultura non occidentale e farlo mediante la guerra? Ma diciamo che sì, è certo la democrazia instillata con la guerra è un problema. Certo, comunque proviamo a vedere anche la nostra Europa, l'Italia, la Germania, in effetti hanno avuto, e anche il Giappone, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi comunque dopo un intervento militare, hanno avuto la presenza militare degli Stati Uniti, e ancora ce l'hanno, in maniera, diciamo, per certi versi prima come guida fino sostanzialmente al 49 e poi insomma comunque sempre con un'attenzione da parte degli Stati Uniti per avviare il processo democratico dopo che in questi paesi, soprattutto in Italia e in Germania, c'era stata una dittatura. Ecco. Allora, quindi non è che la guerra non abbia a che fare con la democrazia. Certo, dopo una guerra è possibile, se in quei paesi c'era già uno spirito democratico, continuare quel percorso. Più o meno è accaduto per Italia e Germania, e la stessa cosa è anche accaduta, se ci pensiamo un po', ad alcuni paesi dell'Est dopo la dittatura dell'Unione Sovietica. Comunque piano piano, con delle difficoltà adesso che emergono più evidenti in Ungheria e in Polonia, in parte sono emerse anche in Slovenia, soprattutto più che in Slovenia, in Croazia per esempio. Comunque ecco, questi percorsi poi, come dire, si recupera la tradizione, il percorso democratico, ecco, però dove non c'è stato è chiaro che era più difficile per certi versi riuscire ad avviare delle istituzioni democratiche. Poi si può discutere questo molto, però, su come è stato fatto, nel senso che sicuramente sono stati fatti degli errori. Per esempio, e ne dico uno solo, è stata consentita al regime diciamo, sostenuto dall'Occidente in Afghanistan, è stato consentito un altissimo livello di corruzione, i militari foraggiati dal denaro degli Stati Uniti, in realtà poi avevano degli eserciti, tra virgolette, inesistenti, nel senso che in parte scomparivano, e diciamo, questi vertici militari continuavano in Afghanistan a percepire il denaro per pagare l'esercito senza che l'esercito ci fosse più. Ecco, quindi questo livello di corruzione, per esempio, certo non ha facilitato l'avvio alla democrazia, e così anche il voto, perché in realtà i soggetti elettori coinvolti, che si è riusciti a coinvolgere per sostenere questo governo, su 40 milioni, quello che sono gli afghani, possono essere contati al massimo, con le stime più ottimistiche, 900.000 voti a favore del governo che si era instaurato. Quindi vediamo tanti elementi problematici. Ecco,
Io vorrei farle una domanda un attimino un po' più articolata, anche un po' più lunghetta, però per dare un senso articolato all'argomentare. Io credo che lei sia perfettamente d'accordo con me che diventa sempre più difficile sostenere psicologicamente l'urto terribile di una dimensione, per dire così volontaria, della morte come quello di andare in guerra. Credo che sia d'accordo con me quindi nel valutare questo uno dei motivi fondamentali per cui gli USA hanno clamorosamente fallito la missione e sia stato, come lei già ha accennato, il tipo di esercito che essi hanno schierato. Si è trattato più che di un esercito tradizionalmente inteso, assomigliava in realtà a un'armata mista di soldati regolari e di mercenari, il cui ruolo era svolto dai cosiddetti contractor, utilizzati dagli Stati Uniti dagli anni 90 in tutti i teatri di operazione dai Balcani all'Iraq, individuate da ditte private con contratti stipulati con il Pentagono. Fornitura di personale da utilizzare in operazioni belliche, con compiti di supporti di ogni tipo, di pianificazione strategica, protezione di impianti, ma anche di operazioni tattiche di combattimento, e sono stati soprattutto loro che fin dall'inizio si sono incaricati dell'addestramento alle truppe afghane. Alla data odierna, più della metà dei 5.500 caduti americani, da quando è incominciata l'invasione all'Afghanistan, sono mercenari. Il tutto giustificato, e qua lei ha già sollevato il problema di subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, per il grande smantellamento dei grandi apparati militari dopo la fine dell'Unione Sovietica, con la fine anche nei nostri paesi occidentali della leva obbligatoria. La nuova centralità operativa quindi sono le forze speciali. Queste sconfitte non devono essere quindi analizzate anche con il dato storico di fondo, la fine virtuale dell'Occidente e dell'esercito nazionale nato con la Prima Guerra Mondiale? Sono compatibili o no la fine dell'esercito nazionale e la sua sostituzione con un esercito di specialisti e di mercenari, con una guerra che si pone in motivi ideologici forti, intrisi di una carica valoriale, come una guerra per portare la democrazia? Bene, allora ci sono tanti elementi nella domanda. Prima di tutto dobbiamo constatare che la guerra è cambiata, nel senso che effettivamente si usano anche delle tecnologie così sofisticate che c'è bisogno di personale o tra virgolette esterno o talmente specializzato che non è detto che ci sia o non è detto che da un punto di vista quantitativo possa essere così presente negli eserciti del momento. C'è da dire che i contractor li usano tutti, però c'è anche da dire che, per esempio, famosi sono quelli della brigata Wagner russi, per esempio, ma qui in realtà non è che sono gli Stati Uniti che, usando anche i contractor, sono stati sconfitti. Qui più semplicemente è che gli Stati Uniti hanno deciso di non proseguire l'impegno militare ed economico in Afghanistan. Perché? Perché l'opinione pubblica negli Stati Uniti era ormai da tempo contraria. Questo è anche qui colpa di non aver capito che le missioni internazionali, diciamo come un po' eufemisticamente si chiamano gli impegni militari all'estero, hanno bisogno prima di tutto di spiegare al proprio paese nel complesso le motivazioni di questo impegno militare. E quindi per questo motivo, dopo un po', perché in Afghanistan gli Stati Uniti sono arrivati per punire per l'11 settembre, per quello che era accaduto l'11 settembre, per cercare di prendere Bin Laden, per cercare di sterminare Al-Qaeda, ma poi piano piano si è pensato di ripulire il paese, di migliorarlo, di non lasciare il nulla al vuoto pneumatico. E questo era il concetto poi di instaurare la democrazia.
Peraltro, comunque, quello che si è fatto in questi giorni è quello di decidere in sostanza di rendere esecutivo quello che era già un pochino nell'aria da ormai troppo tempo, addirittura da Obama, da Trump e adesso con Biden, e cioè di scappare da quel teatro, di lasciare quel teatro, come anche qui in termini eufemistici viene chiamato lo scenario che ospita la missione, lasciarlo anche agli altri. Ovviamente, prima di tutto, agli altri occidentali, anche noi italiani, per esempio, sappiamo benissimo che questo tipo di interventi militari non possiamo farli se non ci sono anche gli Stati Uniti. Quindi nel momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso, per certi versi unilateralmente, di andarsene e di rendere effettivo quest'ordine di smobilitazione e di ritiro, anche noi ce ne siamo andati, e quindi è emerso che tutta l'attività anche di formazione militare che era stata fatta per questo esercito del governo afghano, in realtà senza uno scenario strategico, senza un futuro politico all'Afghanistan e così via, e anzi con la promessa del ritorno, con la benedizione degli Stati Uniti, dei talebani praticamente alla situazione che si era verificata dal 1996 al 2001 e che aveva portato poi all'insediamento dei talebani in Afghanistan e della loro accoglienza, del loro favore per una situazione che stimolava l'estremismo islamico e quindi anche poi la formazione di terroristi, l'organizzazione del terrorismo internazionale di Al-Qaeda. Diciamo che un legame tra i talebani e Al-Qaeda c'è stato e forse continua ad esserci. Quello che non c'è stato è il legame, e che sembra che non ci sia stato molto quantomeno, il legame tra i talebani e invece l'ISIS, che è l'altro soggetto che adesso sta per certi versi emergendo per dimostrare, ecco, il fatto che in realtà in Afghanistan non si è ancora, i talebani non sono riusciti ad avere ancora il controllo totale del territorio, tant'è vero che questi attentati vengono attribuiti e vengono rivendicati, anche quello di lunedì 30 agosto di questa mattina con i 5 razzi Katyusha, 5 o 6, non si è capito bene, lanciati da un'auto e intercettati dal sistema antimissilistico degli Stati Uniti per proteggere l'aeroporto di Kabul. Ecco. Quindi comunque, ecco, dal punto di vista militare, finché ci sono gli americani, finché ci sono stati, adesso se ne stanno andando, non è che sono stati sconfitti gli americani, semplicemente gli americani sono stati sconfitti perché? Perché questa occupazione in Afghanistan è durata molto tempo, non ha portato dei risultati continui e stabili e si è sciolto come neve al sole, con un ritiro che è, adesso lo possiamo dire un po', dopo un po' di giorni che sta accadendo, drammatico, perché ricordiamoci c'è stato un altro ritiro dall'Afghanistan, quello dell'Unione Sovietica, ma questo è stato molto più organizzato, con i carro armati che hanno sfilato per le strade dell'Afghanistan, abbastanza tutto sommato tranquillamente, con ovviamente le pressioni militari che hanno spinto al ritiro dell'Unione Sovietica, ma in maniera tranquilla. Ecco. Quello che invece è accaduto è questa smobilitazione da ultimo elicottero da Saigon. Qui non è l'ultimo elicottero da Saigon, qui è l'ultimo aereo da Kabul che scappa via con le promesse di Biden di riuscire a portare via tutti, ma in realtà promesse già non mantenute. Il 31 agosto scade il termine, siamo già alla richiesta, tra virgolette, di una proroga da parte di Johnson-Macron, perché anche loro, anche gli inglesi e anche i francesi non sono riusciti a portare via tutti i militari e i civili che vorrebbero portare via, e quindi
Anche qui è stato improvvido, è stato sbagliato dire ce ne andiamo via il 31 di agosto, quando c'era già un altro termine un po' più avanti che era l'11 di settembre ce ne andiamo via. Ce ne andiamo via il 31 agosto. Perché? Perché si sta dimostrando che non si sta riuscendo a smobilitare quel territorio in tempi per farlo in un modo regolare. Ecco, quindi diciamo che le motivazioni poi di questo nuovo tipo di guerra che si sta manifestando sono le motivazioni, per esempio, che ci sono invece in Panjshir, cioè di oppositori che combattono per la loro terra nella speranza di riuscire a sottrarre ai talebani l'influenza in quella regione, per esempio. L'ISIS invece combatte per cercare di instaurare, è una competizione per uno Stato, mentre i talebani vogliono instaurare un nuovo governo, lo Stato islamico dell'Afghanistan. L'ISIS regionale vuole instaurare lì uno Stato ancora probabilmente più forse estremo rispetto ai talebani, se possibile, e che sfrutti la struttura, le energie, l'economia di uno Stato per finanziare atti terroristici. Le emozioni sono forti per quello che abbiamo visto per la televisione e quello che continuiamo purtroppo ad assistere. Ed è anche, nell'opinione pubblica, credo, una forte indignazione per una ritirata improvvisa con il drammatico attentato dall'aeroporto di Kabul, destinato a lasciare, come diceva lei, indietro migliaia di afghani. Il terrore per la macelleria mediatica orchestrata dall'ISIS-K, che toglie da una parte la scena ai talebani che sembrava l'avessero presa in maniera totale e che a loro volta l'avevano tolto agli Stati Uniti. Questo non crea uno smarrimento e paura a tutto l'Occidente? Ma diciamo che in primo luogo crea dei problemi, uno smarrimento, il terrore in Afghanistan. In Afghanistan l'attacco terroristico ovviamente ha per certi versi un po' smobilitato la pressione sull'aeroporto di Kabul, ma in realtà in questi giorni stanno già ritornando per tentare sempre la fortuna di scappare, nonostante ovviamente andare all'aeroporto di Kabul significa rischiare la vita. Rischiare la vita perché? Perché nell'attacco terroristico attribuito all'ISIS-K in realtà sembra che anche i militari statunitensi abbiano sparato sugli afghani, in sostanza, con un aggravamento della tragedia. E poi a questa tragedia c'è stata una reazione. La reazione è stata data da un drone partito dal Qatar che ha colpito e ha subito cercato di vendicare, cercando di colpire i vertici di questo cosiddetto ISIS regionale, Khorasan ISIS regionale K, quindi con il drone killer. E poi inoltre c'è stata una messa in opera del sistema antimissilistico che è riuscito a intercettare i missili Katyusha che un'auto stava lanciando, però anche qui sembra, notizie proprio di queste ore, che nel inibire i missili Katyusha poi sia stata colpita anche l'auto e sia stato colpito anche un palazzo vicino sostanzialmente, con una decina di morti afghani. Ecco. Quindi il terrore e le sofferenze prima di tutto si creano nei confronti degli afghani. Dopodiché c'è la ripercussione dell'emergenza umanitaria, cioè della mancanza di cibo e della mancanza anche di soldi, perché ormai la banca centrale sta dicendo che non si devono, le banche in Afghanistan non devono dare più di $200 ai soggetti richiedenti perché stanno finendo le riserve, e anche qui tra l'altro quindi si sta creando un'emergenza umanitaria che indurrà
molti afghani a scappare via. Oltre al terrore dei talebani c'è anche questo elemento qui, e questo elemento creerà delle situazioni di esodo dall'Afghanistan che arriverà anche probabilmente dalle nostre parti, con i tempi della rotta balcanica, cioè di qualche decina di giorni. E quindi le paure, diciamo, di un attacco terroristico poi ci saranno, di sicuro ci sono già negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono già allerta comunque nel loro territorio, temono attacchi terroristici. E poi molto probabilmente qualcosa ci sarà anche come conseguenza del fatto che in questo flusso di esodati, in questo flusso di esuli e di rifugiati dall'Afghanistan, entreranno anche probabilmente delle cellule terroristiche che può darsi che facciano del male anche in Europa. I paesi dell'area, Cina, Iran, Russia, Pakistan, speravano di trarre vantaggio dal ritiro dagli USA. Basta vedere il dialogo che i talebani avevano incominciato a fare, in particolare con la Cina. L'attentato dell'ISIS-K, la possibile guerra civile, potrebbero far scoprire che le cose si sono aggravate ulteriormente e le possibili soluzioni sono sempre più lontane, che diventa sempre più un processo difficile da governare, e chi ha tentato di cavalcare la tigre a un certo momento può trovarsi completamente scavalcato? Beh, prima di tutto non si riesce a fare il governo, nel senso che Karadar sta cercando di fare un governo, cercando di coinvolgere un po' tutte le componenti dei talebani, ma sembra che una componente esclusa dei talebani si sia già alleata all'ISIS, per esempio, e quindi ci sia un indebolimento dei fuoriusciti. E poi il fatto di non fare un governo significa non ottenere dagli Stati Uniti i fondi della banca centrale che stanno negli Stati Uniti e che saranno dati nel momento in cui ci sarà un governo afghano. Allora, di fronte a questa situazione, il primo soggetto che probabilmente farà un leggero passo indietro è la Cina nella promessa di investimenti, perché gli investimenti la Cina li fa dove poi però c'è una certa sicurezza per il proprio personale, per i propri investimenti, per le proprie risorse investite nell'Afghanistan. Se questo mancasse, la Cina sicuramente non manterrà l'aiuto diciamo promesso dal punto di vista economico ai talebani. La soluzione diplomatica che forse si può profilare è la seguente, cioè, ed è stata già richiesta dalla Russia e non è un'iniziativa propriamente solo diplomatica, perché il ragionamento che fa la Russia è questo: coinvolgiamo i soggetti che si sono già impegnati militarmente nella zona e cerchiamo di fare una conferenza di pace tra i soggetti che si sono impegnati nell'Afghanistan per ottenere un risultato di stabilizzazione, perché se no il rischio è che, come abbiamo visto, tra oppositori interni, perché anche all'interno dei talebani non riescono a mettersi d'accordo, oppositori esterni, ISIS e Panjshir, per esempio, regione del Panjshir, con Massoud per esempio, è chiaro che la situazione è molto più complessa di quello che sembrava nei primi momenti della conquista talebana. Vediamo un attimo il problema anche dal punto di vista di noi europei, perché la situazione potrebbe diventare ulteriormente, è già drammatica per l'Afghanistan, ma questa drammaticità potrebbe ampliarsi proprio come una macchia d'olio fino ad arrivare a noi. Noi europei ci siamo disabituati a ragionare in termini geopolitici. L'unica cosa che ci preoccupa quando scoppia una crisi anche come questa è che fare con l'ondata di profughi in arrivo, perché poi è questo che sembra dalla nostra classe politica o parte di essa far emergere. La domanda che io mi faccio è questa: abbiamo una classe politica preparata a riflettere
sulle nostre esigenze strategiche imposte da cambiamenti degli equilibri internazionali, saremmo, per tornare a casa nostra, proprio qui nel Pordenonese, nell'Aviano, eccetera, saremmo capaci di trovare un nuovo Marco d'Aviano quando mise d'accordo per combattere l'esercito ottomano? Ma diciamo che prima di tutto forse la riflessione da fare è quella di Ernesto Galli della Loggia, l'abbiamo fatta con lui, con Historia, un po' di tempo fa. Ci sono anche le registrazioni sul canale di YouTube di Storia, e c'è anche una trasmissione proprio dello speciale Geopolitica con un'intervista a Ernesto Galli della Loggia dopo un'iniziativa di Storia, che spiega che l'Europa non è più pronta a combattere per qualche ragione. Ovviamente in passato si è combattuto per delle ragioni probabilmente sbagliate, non è detto che sia sempre giusto combattere, anche perché spesso la guerra non risolve le situazioni. Tuttavia Ernesto Galli della Loggia diceva che non siamo neanche disposti a combattere per i diritti umani e per la democrazia. E in un certo senso siamo rimasti sempre sotto questo ombrello degli Stati Uniti, che però hanno i loro vantaggi, perché ovviamente come dire, anche un po' ci occupano, ci guidano, influiscono sulle nostre economie. Per esempio pretendono che noi, è vero che loro ci difendono, ma quando c'è da usare le sanzioni economiche, per esempio, ci considerano automaticamente come dei soggetti che obbediscono immediatamente alla sanzione economica nei confronti dei soggetti decisi dagli Stati Uniti. Ecco. Quindi, come dire, ci danno qualcosa, ma dall'altro lato anche ci richiedono qualcosa gli Stati Uniti, insomma è un do ut des un po'. Certo, l'attuale situazione, anche prima mi riferivo all'opinione pubblica americana, non consente più che ci siano queste spese così ingenti, e allora il risultato finale è che dovrà esserci un maggiore impegno dell'Europa, ma il maggiore impegno dell'Europa dovrebbe essere dal punto di vista diplomatico, perché quello è in quel campo lì che abbiamo delle capacità. Per certi versi qualcosa, anche se non sono più europei, dell'Unione Europea, diciamo, il Regno Unito sta facendo con il G7 virtuale proprio in queste ore, e qualcosa stiamo facendo noi con Draghi, con il tentativo di trasformare il G20, che è un soggetto sostanzialmente con una prevalenza di funzione economica, come un soggetto che prepari, perché bisogna farlo prima della sessione finale nella seconda metà di settembre prevista alle Nazioni Unite, che prepari qualche risoluzione, qualche decisione delle Nazioni Unite nell'ambito diciamo della diplomazia, quella più ufficiale, perché G7 e G20 sono forme di raccordo così pour parler, ecco, di club di amici. Ecco, le istituzioni che dovrebbero riuscire a risolvere queste questioni sono sostanzialmente le Nazioni Unite, e vedremo se le Nazioni Unite riusciranno a ottenere quella pausa provvisoria per continuare un po' il ritiro da parte dell'Occidente, per esempio dopo il 31 di agosto, e vedremo se nella seconda metà di settembre si riuscirà a ottenere una risoluzione che porti qualche dato definitivo e positivo per la crisi dell'Afghanistan. Il problema vero è che l'azione diplomatica deve essere credibile, e fino adesso quello che si è riusciti a fare, anche che hanno riuscito a fare gli Stati Uniti, erano credibili nella misura in cui avevano anche una forza dell'esercito. Senza una forza con questi popoli non sempre è facile dialogare, perché dal punto di vista culturale siamo distanti, dal punto di vista degli equilibri siamo distanti, e pertanto una forza diventa fondamentale. Come avevamo già previsto, comunque gli americani continuano ad avere i droni, li hanno usati, hanno le portaerei che danno supporto ai droni, dalle portaerei possono partire gli aerei e bombardare. Quello che manca è l'intervento sul campo,
e nei confronti dei talebani che sono pronti a ritirarsi è proprio quello che serve, che sono pronti a ritirarsi nelle montagne, che sono pronti e quindi questo mancherà. Però ci sono altre pressioni, ho parlato prima di quella economica, se faranno un governo i talebani avranno anche delle risorse economiche per pagare i dipendenti e così via, e per dare da mangiare anche alla popolazione, altrimenti anche qui la crisi aumenterà di livello. Anche oggi abbiamo terminato, gli argomenti sono lunghi e complessi, ce ne sarebbero altri, ci ritroveremo per seguire di nuovo gli avvenimenti che potrebbero da un momento all'altro succedere e purtroppo diventano e saranno sempre molto molto drammatici. Speriamo che le cose possano andare meglio e che la prossima volta possiamo anche parlare di equilibri che si sono raggiunti. Grazie, alla prossima.